Le case di riposo si stanno trasformando da strutture residenziali a veri e propri centri di servizio per anziani. Il nuovo ruolo delle strutture per la terza età nel Veneto prevede di integrare la tradizionale vocazione residenziale con nuovi servizi di carattere socio-assistenziale più marcato, in forte connessione con ULSS, comuni, imprese del terzo settore. Se ne è parlato in un convegno promosso dall'IPAB Casa Marani di Villorba, in collaborazione con altre strutture delle province di Treviso e di Vicenza. Lanceremo con forza la domiciliarità. Qui in Veneto abbiamo il 50% di residenzialità e il 50% di domiciliarità. Dobbiamo fare il 70% di domiciliarità, perché costa molto meno, perché soprattutto vogliamo che gli anziani restino in famiglia, e il 30%. Particolare la situazione in provincia di Vicenza, dove i contributi regionali sembrano giungere con maggiore lentezza. Vorremmo che anche all'ULSS 5, di cui noi facciamo parte, si potesse arrivare a far sì che gli anziani che hanno delle invalidità valutate attorno all'80-85 della scheda SMAMA potessero avere il contributo regionale. Previsti questi importanti cambiamenti dal piano sociosanitario regionale 2012-2014, all'esame in questi giorni del Consiglio regionale del Veneto. Il modello veneto di casa di riposo si evolve. La tendenza oggi è quella di lasciare nel loro ambiente gli anziani il più a lungo possibile, però assistiti da una rete di servizi cucita su misura dei loro bisogni.